Le foto allegate alla PEC inviata giovedì del Comitato No GPL al Provveditorato Opere Pubbliche sono eloquenti e mostrano con tutta evidenza un tubo dal quale è visibile lo scarico di liquidi, a tutt'oggi non ben identificati, nella laguna di Chioggia, nel tratto via Maestre del Lavoro e Banchina Contigua. Cos'è contenuto in quel liquido che fuoriesce dal cantiere dell'impianto di GPL in fase di realizzazione a Chioggia? Ma soprattutto, questo scarico in laguna è stato autorizzato? Ci siamo accorti a seguito di un accesso agli atti che abbiamo fatto presso il Comitato Tecnico Regionale e diversamente dalle altre volte che avevamo fatto la stessa procedura, questa volta i documenti ci sono stati consegnati in notevole ritardo rispetto al solito. Guardando poi dentro i verbali abbiamo capito il motivo. Evidentemente non volevano finire di scaricare l'acqua. Acqua che è stata caricata a partire dal 5 luglio fino al 3 agosto, per la capienza complessiva della metà dei 3 serbatoi, e cioè 4 milioni e mezzo di litri di acqua potabile. Dopodiché hanno cominciato a scaricarla. Quando abbiamo visto il verbale del CTR, abbiamo fatto dei sopralluoghi e abbiamo trovato 2 tubi di scarico abbastanza nascosti anche, che arrivavano fino alla laguna. I timori, se già non ce ne fossero abbastanza attorno al progetto, creano apprensione. Per questo il Comitato No GPL chiede la verifica della eventuale tossicità dei liquidi scaricati per l'habitat lagunare circostante. Sono fondali bassi dove ci sono allevamenti importanti per l'economia della nostra città. Noi non sappiamo cosa c'era dentro, quantomeno come minimo delle scorie di saldature, cose del genere, o rimasugli anche del gas che era stato immesso quando sono stati portati poi i bomboloni. Scaricare 4 milioni e mezzo di litri d'acqua in questo modo a noi ci sembra che la cosa non sia perfettamente lineare. Domani il Comitato No GPL sarà in assemblea pubblica davanti al municipio di Chioggia, mentre per il 25 ottobre è attesa la sentenza del Consiglio di Stato che dovrà esprimersi sui ricorsi contro l'impianto presentati dallo stesso Comitato, oltre che dal Comune e dalla Regione.